Allora, Walter da Mestre, L'albero di 30 piani, una canzone che non conosco ma che approfondirò, promesso. Poi Due di Celentano, in cui ci vedete del leghismo, Svalutation e Il ragazzo della via Gluck. In entrambi i casi direi che sono scelte azzeccate. Papa Nero dei Pittura Fresca, sicuramente ironica questa idea dell'ultimo Papa che è di colore, possiamo vederci del leghismo, perché no? Poi Terra dei cachi di Elio e le storie tese, sicuramente un ritratto dell'Italia macchiettistico ma molto molto triste, quello che ne esce da quella canzone, in qualche modo può essere nostro, più se volete retorica ma pregna e poetica invece la scelta che ci avete mandato, Povera Patria di Battiato, è certamente una canzone che con toni molto più duri di Terra dei cachi, ma racconta un medesimo desolato paesaggio. A muso duro di Pietrangelo Bertoli, quindi l'uomo con diciamo la sua volontà, la sua coerenza, che affronta il mondo con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Poi una controversa, Stefano da Varese, che io voglio sottoporre questa al televoto, perché tutte le altre so districarmi e scegliere anche in modo doloroso se metterne una o metterne l'altra. Questa invece ho bisogno del vostro televoto. E Stefano da Varese scrive: ci può sembrare strano, ma la canzone che propongo per Va pensiero stupendo è Bella ciao. Bella ciao come canzone in cui c'è del leghismo. Davanti a questo che è quasi un rebus teologico dal punto di vista politico, io mi rimetto a voi, popolo sovrano, e come se fossimo veramente l'ultima delle trasmissioni spazzatura che infestano i palinsesti televisivi, io adesso 17:19 apro un SMS voto referendario solo su Bella ciao. Per SMS 346 64 277 56 valgono solo gli SMS ricevuti tra le 17:19 e le 17:24. Ditemelo voi se Bella ciao può o non entrare nel nostro Va pensiero stupendo, la nostra risposta a Sanremo, in cui cerchiamo di dare delle canzoni in cui noi ci troviamo del leghismo in modo del tutto arbitrario. Ognuno ha segnalato quelle che voleva lui, non solo quelle che ho citato, ce ne sono tantissime altre, vi ringrazio tutti. Fabio Concatto ad esempio, poi abbiamo Romagna Mia certamente, poi la Società dei Magnaccioni, insomma ce ne avete segnalate tantissime con tanti SMS. Ora io 17:20 fino alle 17:24 potete mandare SMS al 346 64 277 56 in un referendum: Bella ciao sì, Bella ciao no, e a seconda del vostro esito la inseriremo o meno all'interno della playlist. Certo, se doveste votare no, non vuol dire che non vi piace o che siete dei fascisti, state tranquilli, semplicemente che secondo voi Bella ciao è una canzone che appartiene a un'altra tradizione politica, oppure che appartiene a tutti e quindi non è necessariamente o non calza bene nel ruolo di canzone leghista. È già arrivato un voto, io lo dico a quelli di Bella ciao sì, perché c'è già arrivato un voto, Bella ciao no. Quindi 17:20, 4 minuti per votare e questa decisione io la rimetto a voi perché è davvero troppo difficile. È arrivato un secondo no di Bella ciao da Carlo da Monza, probabilmente è una canzone ormai troppo inflazionata per tantissimi versi. Ora, se permettete però, fermo restando che per SMS mi fate cosa gradita, se per tutta la trasmissione continuate ugualmente a mandarmi dei suggerimenti per questo gioco che durerà tutta la settimana, vorrei parlarvi anche di altro, se vi sembra una cosa utile, perché per carità la musica è importante, è molto più importante di quello che può sembrare, però ci sono altre questioni che io credo vadano approfondite, che riguardano in qualche modo il leghismo e l'attualità del leghismo in questo paese, perché abbiamo soltanto una opposizione certificata fino a ieri e forse fino a oggi, che è appunto quella della Lega Nord, oltre al Movimento 5 Stelle che fa un ragionamento che è più difficile comunque da semplificare in pochi minuti di radiotrasmissione. Ebbene, la proposta che è arrivata ieri però proprio da Matteo Salvini durante un'intervista a Maria Lattella per Sky TG24 è quella di introdurre in Costituzione, visto che siamo in stagione di riforme costituzionali, il vincolo di mandato. Allora io volevo farvi sentire proprio qualche minuto di Matteo Salvini che parla di questo, dell'introduzione del vincolo di mandato, e poi vi faccio sentire un'altra persona che lo diceva prima, adesso non lo dice più.
finita questa vicenda, perché è troppo importante come occasione per Milano e per l'Italia. Con questo verbo Salvini... Scusate, ho sbagliato il minutaggio, perdonatemi, errore davvero tutto mio, non sparate sul regista, come si dice nei migliori film western. Sono io che ho messo 17 al posto di 7, ecco, adesso parla del vincolo di mandato. Se lo fanno questi di Monti, lo fanno perché Renzi, in fin dei conti, è il messia. A me stanno sulle palle gli uni e gli altri, e io vorrei che non si potesse cambiare casacca in corso d'opera, non nascessero partiti politici in Parlamento durante la legislatura, e se non sei più d'accordo con il programma con cui sei stato eletto, ti dimetti e decadi. Scusi, Matteo Salvini, ma lei è di un'ingenuità spaventosa. Lei pensa che il parlamentare le faccia passare una proposta di questo tipo, così non può più ricandidarsi per sempre? Capita di cambiare idea. Io ho la tessera della Lega in tasca da 24 anni, qualora non fossi più d'accordo con le battaglie e i programmi della Lega, faccio altro nella vita, non mi obbliga il dottore a far politica, quindi a sopravvivere. Poi ci sono alcune persone che possono legittimamente cambiare idea ogni tanto è sintomo di intelligenza. Cambiare idea ogni quarto d'ora è sintomo di... La Lega come pensa Però di se raccogliamo 1 milione di firme, noi stiamo preparando una manifestazione a Roma per sabato 28 febbraio, non a Milano, non a Torino, non a Vicenza, ma a Roma, proprio dove ci sono i palazzi del potere, per cercare di dare una spallata democratica al governo Renzi, che in economia ne sta combinando di tutti i colori. Perché non raccogliere 50, 100, 200, 500 mila firme, 1 milione di firme degli italiani a sostegno di questa proposta ingenua? Il fatto che i parlamentari che cambiano casacca tu vieni eletto col partito X, vai avanti per i 5 anni col partito X e cambiamo la Costituzione, che invece ti dà l'idea che la tua libertà di scelta ti può far fare quello che vuoi. No, dall'inizio alla fine con quella maglia. Se cambi idea ti dimetti o decadi, non perché tradisci quel partito, ma perché tradisci il programma che i cittadini hanno sottoscritto votandoti, e io penso che la stragrande maggioranza degli italiani su questo sarebbe d'accordo. Poi ripeto, è vero che ci sono anche uomini e donne che stanno bussando alla porta della Lega perché a loro modo di vedere i loro partiti stanno tradendo. Valutiamo delle vicende personali. Rispetto a Barbara Saltamartini, come si comporterà lei, Salvini, per esempio? Barbara Saltamartini è una di quelle persone, come Conobbi Suad Sbai, che fu parlamentare del PDL la scorsa legislatura, che ha un passato pulito e trasparente, e quindi valuteremo caso per caso. Però siccome il principio che ho detto spero diventi legge quanto prima, se fosse legge domani mattina nessun parlamentare può cambiare partito. E quindi aderire a Tizio e Caio. Saltamartini non potrebbe entrare nella Lega, però se uno cambia, però l'NCD non esisterebbe. Se fossimo un paese normale, lei dice ingenuo ma normale, tu sei stato eletto con Forza Italia, non è che poi Alfano decide che non è più d'accordo e forma un nuovo partito durante la... No, non sei più d'accordo? Basta, Alfano, vai a casa. Con questo sistema, appunto, Scilipoti non ci sarebbe stato e il governo di Berlusconi sarebbe durato meno. Tanto, per come ci hanno fatto e lo hanno fatto saltare in maniera vigliacca e premeditata, non sarebbe cambiato molto. Senta, continuo a parlare di Lega e Forza Italia perché... Ecco, vi lasciamo Lega e Forza Italia, lasciamo la Maria Latella, però insomma il vincolo di mandato come qualcosa da inserire in Costituzione non è una grande novità. Già nella riforma costituzionale del 2006 si era parlato di inserirlo, poi ci fu quella questione che col referendum quella riforma costituzionale naufragò, ma in tempi più recenti c'era già un altro signore che aveva detto cose simili, ma che adesso sembra aver cambiato opinione. Vi lascio indovinare chi è. O di astenersi o comunque si sono spostati da un'altra parte. Questa è Paola Binetti. Sentire voi, voglio farvi sentire un pezzo di Berlusconi su Facebook. Io sono cattolico, rivendico la mia... Lo so, ma tu hai fatto una sintesi diversa. Lì. Io sono cattolico, rivendico la mia appartenenza al centro-sinistra e al PD. Sono orgoglioso di far parte del PD. A te dico, la tua posizione è rispettabile, la tua quella di Carra altri, dovevate avere il coraggio di dimettervi dal PD e di dimettervi dal Parlamento, perché non si sta in Parlamento coi voti presi dal PD per andare contro il PD. Vale per voi, vale per quelli di loro che vanno via, è l'ora di finirla con chi viene eletto con qualcuno e poi passa via. Lo dico con grande rispetto. Lei sa che ci sono state migrazioni. Insomma, lo diceva anche Matteo Renzi, che però adesso sembra non disdegnare questi transfughi di Scelta Civica. Ora abbiamo pochi minuti, abbiamo solo 3 minuti, ma voi incominciate a
così oliare le rotelle, perché subito dopo la pausa pubblicitaria che c'è tra poco vorrei sentire per una decina di minuti qual è la vostra opinione sul vincolo di mandato, sia dal punto di vista chiaramente della cronaca di tutti i giorni, ossia di questi ribaltoni parlamentari, di queste compravendite o se non economiche quantomeno morali che sono un po' lo spettacolo ricorrente della nostra politica, sia anche dal punto di vista di principio. Magari sostenete, e legittimamente si può sostenere, che un parlamentare una volta che viene eletto deve comunque rispondere alla propria coscienza prima che a qualsiasi altra cosa, e prevale, diciamo, il ruolo del parlamentare sul ruolo dell'eletto. Ecco, questa è, se sono riuscito a spiegarmi, la differenza di natura giuridica e che va a in qualche modo giustificare in Costituzione la nascita del vincolo, la mancanza del vincolo di mandato. Insomma, tra poco voglio sapere cosa ne pensate voi su questa cosa che è stata lanciata da Matteo Salvini di introdurre in Costituzione il vincolo di mandato. In teoria Renzi dovrebbe recepirla, dal momento che anche lui lo diceva in tempi non sospetti. Poi per Bella Ciao direi che ha vinto il no, ma non ha vinto il no in maniera così stracciante. Diciamo che ha vinto il no, contavo prima, un 15-7, e la gran parte delle motivazioni di questo nostro referendum per SMS però sono che, insomma, Bella Ciao è una canzone della Resistenza, la Resistenza deve restare lì e non bisogna metterci colore, anzi, casomai bisogna togliere il colore rosso e lasciare soltanto il colore della Resistenza in sé. Quindi non ci sarà Bella Ciao nel nostro Va Pensiero Stupendo, ci sarà soltanto un po' di pubblicità ora. Buongiorno, sono Martin Casogiovanni e vorrei un furgone Peugeot. Sì, c'è il Allora, se siete stati eletti con un partito, potete andarvene dal partito, ma dovete dimettervi da parlamentare. Questa è la tesi di Matteo Salvini oggi e di Matteo Renzi ieri. Oggi Matteo Renzi è al governo, quindi questo cambiamento della Costituzione chiesto da Salvini potrebbe essere accolto? Punto di domanda. La tesi opposta, una delle tesi opposte, è quella che invece dice il parlamentare ha un ruolo istituzionale. Prima di tutto viene il ruolo e poi il vincolo con gli elettori, o peggio o meglio,
vedete voi, con i partiti. Queste sono, diciamo, le due polarità entro cui a me piacerebbe sentire cosa ne pensate voi. A linee spalancate 0266 20 35 29 per una decina di minuti, giusto per orientarmi e prendere il polso anche di quelle che sono le vostre opinioni sul vincolo di mandato. È una risposta azzeccata oppure i problemi sono altri? Insomma, più che il mio ventaglio di possibilità delle vostri interventi, mi piacerebbe sentire da voi come la pensate. Certamente non è una novità nel dibattito quella del vincolo di mandato, ma sentiamo come la pensate voi questa storia, questa faccenda del vincolo di mandato. Abbiamo il primo ascoltatore. Pronto? Pronto, buona Padania. Ciao, chi sei, da dove chiami? Ciao, mi chiamo Mauro, ti chiamo da Angela. Il vincolo di mandato. Sì. Io capisco che ci sia moltissima confusione, soprattutto non ci sia un piano politico nel 99% dei partiti italiani. Però penso che se una persona vota, come dice Matteo, abbia il minimo di rispetto da parte della persona che vota, lo debba ricevere anche. Cioè, io ho un'idea, supponiamo, di sinistra, voto per Sella, non vedo perché una persona di Sella debba andare tutto a un tratto alla Lega, per una squisita opportunità, per un seggiolino, per queste cose. Cioè, io posso capire che la politica già è ridicola di sua, però mi sembra ancora più ridicolo. Io sono assolutamente d'accordo, il vincolo ci deve essere. Io non vedo perché ci deve essere questo mercato. È una cosa contevole. Neanche il calciomercato, quando si apre, c'è sto puttanaio. Io posso capire che Matri vada a destra e a sinistra, che però è sempre lui il giocatore. Però ripeto, questo è un calciomercato, c'è la possibilità. Tu compri il cartellino, ma la politica è un'altra cosa, deve essere passione, deve essere qualcosa che qualcuno trova dentro di sé. Ti ringrazio, una bella motivazione data questa tua opinione di essere a favore dell'introduzione del vincolo di mandato. Addirittura ci scrive Francesco da Montebelluna che dice che il vincolo di mandato è l'unica riforma necessaria, tutto il resto è inutile, lo pensa da sempre. Sentiamo un'altra opinione a riguardo. Pronto? Marco? Sì, ciao. Ciao, sono Giovanni Pugnago sul Garda. Ciao Giovanni. Il vincolo di mandato dovrebbe sussistere, cioè se uno viene eletto in un determinato partito dovrebbe rimanere a rappresentare quel partito, quello è fuori di dubbio, senza dubbio, cioè una roba infamante entrare eletti in un partito e poi per 1000 motivi saltare sul seggiolino dell'altro partito, è una cosa che non ha né capo né coda. Al limite aspetti che scadano i 5 anni o comunque le prossime elezioni e ti ricandidi per il partito che ti aggrada di più. Questo lo penso io. Grazie. Marco, dimmi. Cortesia, sì. Una cortesia. Ho una canzone che sicuramente rappresenta il proprio leghismo, però mi devi fare una promessa. La mandi in onda e io faccio un ulteriore nuovo versamento per Radio Padania. Vabbè, se la metti così è un ricatto, non è una promessa. No, è una lusinga. Ascolta. Beh, Ti amo Terrone. La conosci? Sì, degli Schiantos, sarà sicuramente nella playlist. Ecco. Sarà sicuramente in concorso degli Schiantos Italiano Terrone che amo, sarà sicuramente nella playlist. Quindi ti ho fregato, anzi ti ha fregato quell'ascoltatore Umberto, si chiamava, che ci ha mandato l'SMS prima ricordandomela. Quindi ti abbiamo fregato in due e ormai devi fare il versamento. E cosa vuoi che ti ricordi? Il codice di conto corrente postale? Ce l'hai? C'hai già tutto? In banca, tutto. Va bene, grazie mille, ti abbiamo fregato. Grazie, ciao. Sono contento quando poi questi giochi vi appassionano e spero che ci vediate anche il lato serio, perché è vero che contano quanti deputati hai, qual è il vincolo di mandato, ma a volte conta anche quanti cantautori hai e quanti artisti, quanta gente che scrive romanzi, anche quello aiuta a formare il consenso, soprattutto perché sono espressioni artistiche autonome, quindi slegate dalla logica elettorale, dal fatto di puntare su un argomento o sull'altro. Quindi gli Schiantos saranno assolutamente nella nostra concorso, ma pensiero stupendo. E adesso però voglio sentire le ultime due sul vincolo di mandato, perché mi sembra che il pubblico sia abbastanza orientato, quindi è inutile sfrugugliare oltre, ma aspetto sorprese. Pronto? Pronto Marco, ciao. Ciao Marco. Ascolta, il mio amico Conte Dracula deve riposare ancora 100 anni. Comunque devo dire una cosa, vi saluta a tutti quanti, Grazie. leghiste. Ecco, volevo dire una cosa. Io il versamento lo faccio sempre ogni mese, no? Sì. Per voi. Io voglio dire una cosa. A me piacerebbe la canzone Il Capitano del Cuore.
le capitaine delle app. Va bene, guarderò, vado a cercarla, Marco, grazie della telefonata, ti saluto e un abbraccio. Vi auguro tante felicità a tutti. Grazie anche a te, Marco, con un abbraccio da parte di tutti gli ascoltatori. Allora, ci arriva un SMS interessante, ringrazio subito perché è un SMS fuori dal coro rispetto a quello che stiamo sentendo sul vincolo di mandato. Un Anonymous ci scrive: se il leader di un partito diventa autoritario, mettiamo il Duce come esempio storico, ma io ti dico, caro ascoltatore anonimo, togli il Duce perché poi crei un paragone che non è attuale. Però se il leader di un partito diventa autoritario, ad esempio il principale leader del partito attualmente in carica, possiamo dirlo così, o il gruppo dirigente vuole cambiarne il programma, io parlamentare devo accettare o cambio partito? Chi tradisce il mandato? Visto che l'SMS non è firmato, mi piace pensare che questo sia davvero l'SMS arrivato da un parlamentare anonimo del PD o di qualche forza tipo Nuovo Centrodestra che dice: ma se il leader è diventato autoritario e il gruppo dirigente vuole cambiare il programma e tradire il programma con cui sono stato eletto, chi tradisce il mandato? Abbiamo un ascoltatore a cui va questa difficilissima domanda. Pronto? A me tocca a Cagliari, Paolo. Ciao Paolo, a te tocca questa domanda più difficile. Posso fare una correzione prima delle interviste che ho sentito? Sì. Quando Scellipozzi ha passato con Berlusconi, cioè con voi, sì, Fini è passato dall'altra sponda, non ricordate? Sì. Perciò c'era la bilancia, ecco. Sì. Se no Berlusconi sarebbe rimasto a governo, quello volevo dire. Ma a prescindere da questo, tu in linea di principio sei favorevole o contrario al vincolo di mandato? Perché sì, abbiamo sentito tanti che sono favorevoli. Questo anonimo che ci scrive non pone una questione peregrina, perché dice: ma se il mio partito cambia rispetto al suo programma originario, chi è il traditore? Il gruppo dirigente che tradisce il programma o io che tradisco il gruppo dirigente? Non so se ma il gruppo dirigente purtroppo decide lui, se io lo seguo lo devo seguire sempre, e questo è il problema. Io sono del parere che chi cambia partito deve saltare. Ti ringrazio. Lo pensano come me in tanti. Ma certo, l'abbiamo sentito, tant'è vero che abbiamo anche un po' interrotto il dibattito su questo, perché vedevo che sì, infatti abbiamo più o meno una convergenza di vedute. Chi tradisce il mandato? Rimane questa domanda sospesa al nostro SMS anonimo. Ecco, però quello che si può dire è che si può benissimo dimettersi da parlamentare e dire: il gruppo dirigente sta tradendo il programma, mi dimetto da parlamentare, se lo penso solo io, arrivederci e grazie, se lo pensano in tanti, non mi fare quei gesti Colombo regista che mi fa il gesto del Pippi Rimerlo. Io sono un ragazzo ingenuo. Canzone proposta intanto, perché per gli SMS, grazie che continuate a mandarli, liberi di Vasco, anche quella la mettiamo probabilmente. Non perdetevi la puntata di domani dove avremo le nostre 8 finaliste al festival Va Pensiero Stupendo. Adesso avevo un altro argomento su cui sfrugugliarvi, ed è un qualcosa che vi raccontiamo un po' tutti i giorni, ma che in questo momento sta finalmente diventando d'attualità. Mi spiego. Quando abbiamo iniziato le trasmissioni più o meno un anno fa a parlare contro l'euro e fare degli accostamenti dei partiti che esistevano in Europa e che erano contro l'euro, contro l'Europa, ci sentivamo noi per primi che lo facevamo un po' come quegli entomologi che cercano delle nuove forme di vita negli ecosistemi, e quindi solo un anno fa parlare di Front National sì, era già una realtà, ma non aveva avuto l'exploit delle elezioni europee. Podemos, la forza spagnola, era un qualcosa di impercettibile ai sondaggi, ancora non si capiva se avrebbe avuto davvero la forza di spaccare un bipolarismo consolidato come quello spagnolo. Poi avevamo la Grecia, dove due estremi, Syriza e Alba Dorata, sembravano in qualche modo annullarsi a vicenda. Invece la storia ha raccontato che Syriza ha avuto un'egemonia elettorale che oggi ha portato Tsipras a essere, nel bene e nel male, il primo ministro greco, con un'agenda molto diversa da quella di Bruxelles. E poi c'era questo oggetto misterioso, Nigel Farage. Allora adesso io vi propongo questa miscellanea così piccola tra questi quattro, e che sono 4 personaggi molto diversi tra loro, e vi pongo la domanda da 2, 3, 7 milioni di dollari, ossia: secondo voi in quale modo e se si può fare sintesi di anti-europeismi così diversi? Partiamo dalla più fresca di giornata, che è l'intervista al ministro Varoufakis, che è il ministro del governo Tsipras, ministro del bilancio greco,
che a presa diretta ha parlato del bilancio dell'Italia e di alcune confessioni che lui ha ricevuto da parte di alti funzionari dello Stato italiano e dà una sua prospettiva per uscire dalla crisi. Questo è il ministro greco alle finanze Varoufakis, ve lo faccio sentire. Dei funzionari italiani, non vi dico di quale grande istituzione, mi hanno avvicinato per dirmi che sono solidali con noi, ma che non possono dire la verità perché anche l'Italia è a rischio bancarotta e temono conseguenze da parte della Germania. Una nuvola di paura negli ultimi anni ha avvolto tutta l'Europa. Insomma, stiamo diventando peggio dell'ex Unione Sovietica. Quindi, per rispondere alla sua domanda, io dico, noi greci non abbiamo il monopolio della verità. Ciò che possiamo fare per il resto dell'Europa, e specialmente per l'Italia, è aprire una porticina verso la verità. Non possiamo trovare noi la verità, ma possiamo aprire la porta e fare in modo che voi possiate raggiungerci. In questo modo potremo passare tutti dall'oscurità dell'attuale austerity verso la luce di un dibattito europeo razionale e ragionevole. Noi proporremo che l'Europa intraprenda un New Deal, come Roosevelt nel 1923, un New Deal per l'Europa, finanziato dalla Banca Europea per gli investimenti, che deve aumentare di 10 volte i capitali finora investiti. Sono idee che interesseranno l'intera Europa. Non credo che noi abbiamo il diritto di chiedere per noi stessi delle cose che non chiediamo per i portoghesi, gli italiani o per gli irlandesi. E prima o poi la signora Merkel dovrà sedersi a un tavolo con noi e spiegarci perché le nostre proposte non vanno bene. Ecco, questo è il ministro Varoufakis a presa diretta, il programma italiano, riguardo alle ricette per uscire dall'austerity, un New Deal europeo con dei super investimenti da parte della Banca Centrale Europea. Partiamo da premesse che in qualche modo sono comuni a tutte queste forze, ossia l'Unione Europea così com'è non ha la democrazia, è in mano alle banche, non c'è sovranità, ma poi arriviamo a delle proposte che, e questa sarà la domanda che vi farò, sono in qualche modo sintetizzabili in un blocco politico che vada da destra a sinistra, passando per personaggi misteriosi dal punto di vista delle collocazioni politiche italiane e non solo, quali Nigel Farage, che avrà tanti difetti, però dobbiamo ricordargli il pregio di essere stato quello che nel novembre 2011, proprio mentre in Italia si innestava il governo Monti, era finalmente il primo che alzava la voce e diceva: ma dove credete di essere? L'euro è la causa di questo disastro che si chiama Europa. Questa che vi mando è un evergreen, però non potevo non mandarla facendo questo piccolo tour europeo. Co-presidente del gruppo Libertà e Democrazia, Mr. Nigel Farage, a voi la parola. Ebbene, noi siamo qui sulla soglia di un disastro finanziario e sociale. E oggi in questa sala abbiamo 4 uomini che sono probabilmente responsabili. Abbiamo ascoltato dei discorsi più noiosi e tecnocratici che mi sia stata data la possibilità di ascoltare. Voi siete tutti nella negazione. In tutta obiettività l'euro è un fallimento. E chi è esattamente il responsabile tra voi? Evidentemente la risposta è nessuno di voi, perché nessuno di voi è stato eletto, nessuno di voi ha la minima legittimità democratica per il ruolo che avete attualmente in questa crisi. E in questo vuoto, anche se a malincuore, è intervenuta Angela Merkel. E noi viviamo adesso in un'Europa dominata dalla Germania. Ecco, vedete come da posizioni diametralmente opposte, non solo nello scacchiere politico, perché il ministro greco ha viene da una tradizione marxista, Nigel Farage invece vuole essere testimone di un discorso liberal molto radicale. Comunque in entrambi i casi l'analisi della situazione converge su le responsabilità di Angela Merkel e il ruolo egemone della Germania, che sta surriscaldando tutti gli elettorati d'Europa, tranne quello italiano, questo va detto, e lo sta facendo però con pulsioni e prospettive radicalmente diverse. Abbiamo visto l'estrema sinistra, per intenderci, in Grecia, Nigel Farage, che possiamo definire una destra super liberal, e poi vabbè c'è lei, Marine Le Pen. Vi ho preso questo pezzo di un'intervista che secondo me è molto utile, perché uno dà una bellissima definizione, vi consiglio di prendere carta e penna, di che cos'è la globalizzazione, questa che state proprio per sentire all'inizio del brano che vi ho scelto, e dopo fa un discorso, un ragionamento che va oltre all'analisi che abbiamo sentito e prova a offrire una proposta. Importati?
La globalizzazione consiste nel vendere prodotti fatti da degli schiavi a dei disoccupati. Visto che non voglio che la Francia diventi un paese di disoccupati, servono le barriere ai confini, ma soprattutto dobbiamo ridurre la disoccupazione. In fin dei conti, i disoccupati cosa potranno comprare domani? Sì. La globalizzazione vuol dire far produrre a schiavi cose per disoccupati. Direi che non ho mai sentito, almeno personalmente, una definizione così netta, così secca delle contraddizioni che stiamo vivendo. Ma dicevo, Marine Le Pen in questa intervista va oltre, ed è una di quelle interviste in cui parla anche di che cosa fare uscendo dall'euro, in che senso uscire dall'euro, e quindi ve la faccio sentire perché in modo tale dopo facciamo un filo diretto su tutte queste questioni con un po' di argomenti sul tavolo. Sentiamola. Nella situazione in cui si trova oggi. Penso che l'uscita dall'euro concertata, pensata e organizzata, insieme a tutti i Paesi membri dell'Unione, conservando l'euro come moneta comune ma non più come moneta unica, sia il solo modo per ritrovare la competitività. Che ne è della nostra libertà? Ci siamo battuti per secoli per essere popoli liberi e ora non ho nessuna intenzione di trasferire la mia libertà e la mia sovranità a dei banchieri. Non devono essere i banchieri o dei tecnocrati europei a decidere se domani dovrò accettare o meno il matrimonio omosessuale, dove dovrò mettere i miei risparmi che ho guadagnato in una vita, oppure quali tasse devo pagare. È come se in un ospedale venisse data la stessa medicina a 30 pazienti diversi. Può stare certa che 15 moriranno sul colpo per colpa della medicina sbagliata. È esattamente quello che sta succedendo con l'euro e con la cura dell'austerità. Diamo la stessa medicina a tutti i pazienti dell'ospedale e i paesi stanno morendo uno dopo l'altro ed è sotto gli occhi di tutti che i rimedi non stanno funzionando. È come il comunismo. Quando il comunismo non funzionava dicevano non funziona perché ci vuole più comunismo. E più c'era il comunismo e meno funzionava. L'Unione Europea è uguale. Dicono l'Europa non funziona e allora serve più Europa. E più aumenta l'Europa e meno funziona. L'Europa è finita. L'Unione Europea, così come è stata concepita, è finita. Imploderà tra qualche settimana, qualche mese, ed è per questo che ora i cittadini responsabili e patriottici di ciascuno dei paesi europei. Ecco, questa è Marine Le Pen, quindi cosa fare usciti dall'euro, un'uscita graduale concertata e tenere l'euro come moneta comune a cui si affiancherebbero le monete nazionali. Questa è una visione dell'oltre. La cosa interessante però è anche come Marine Le Pen, per descrivere l'incubo in cui in questo momento l'Unione Europea si sta avvitando, fa proprio il paragone con il comunismo. Il comunismo che man mano che si evolveva nei paesi sovietici e del patto di Varsavia sembrava dover decadere giorno dopo giorno. In realtà la soluzione, secondo i teorici, era stanno andando male le cose perché c'è troppo poco comunismo, quindi più comunismo e più le cose andavano male. Dicevo, il riferimento al comunismo è in qualche misura interessante per capire la contraddizione che vogliamo un po' toccare oggi pomeriggio, perché è la stessa tradizione da cui comunque sia stanno provenendo delle sinistre euroscettiche, non in Italia, dove queste voci ogni tanto noi ve le facciamo sentire perché sono davvero disperse nell'etere della politica, ma all'estero queste voci sono preponderanti. Certamente Tsipras in Grecia, e poi c'è questo altro oggetto misterioso, ma un po' meno misterioso, il leader di Podemos in Spagna, Pablo Iglesias, che è chiaramente, diciamo, una sinistra che si pone contro l'austerità. E vi faccio sentire appunto anche questa intervista che ha rilasciato a Piazza Pulita pochi mesi fa, in cui parla peraltro in un buon italiano della situazione europea, della situazione italiana. Questo è Pablo Iglesias, il leader del partito Podemos, che in questo momento è il terzo partito spagnolo e che poco tempo fa ha fatto una manifestazione con centinaia di migliaia di persone, segnale insomma di un grande e ottimo stato di salute del suo movimento. Ve lo faccio sentire cosa dice dell'Italia e dell'Europa. Sicuramente Podemos è il risultato non soltanto dell'indignazione della gente, della nostra capacità strategica in termini politici, ma è l'immondizia di alcuni settori politici fondamentali, quelli che hanno aperto lo spazio per una forza politica come la nostra. Quanto prende di stipendio un parlamentare, un europarlamentare di Podemos? Un europarlamentario di Podemos può guadagnare 3 salari minimi spagnoli, quindi sono 1.930 euro al mese in 14 paghe. Il resto del salario dell'europarlamentario deve essere donato o
bene al partito oppure a ONG o movimenti sociali. Spesso in Italia, quando si parla dell'intervento della Troica, si fa l'esempio della Spagna. È stato così efficace come si dice? Alla Spagna 1 di 4 spagnoli sono poveri. Siamo il terzo paese sviluppato del mondo in malnutrizione infantile. I nostri giovani più preparati devono migrare in altri paesi perché non hanno nessuna opportunità alla Spagna. Anche i migranti che venivano a lavorare con noi adesso non vengono più e se ne vanno. Quindi la sostenibilità del sistema di pensione è in rischio. Allo stesso tempo il numero di milionari, si dice di milionari alla Spagna, è cresciuto negli ultimi anni, una cosa scandalosa, allo stesso tempo che ci sono ogni volta più spagnoli che sono poveri anche avendo un contratto, avendo un lavoro. Secondo me i risultati di queste misure sono assolutamente un disastro e non è un'opinione, non è questi di Podemos sono pessimisti, sono i dati ufficiali che parlano così. Adesso i nostri paesi sembrano delle colonie, sembrano dei protettorati, non siamo più stati con una capacità nazionale per dire qua si fa quello che dice il Parlamento, perché questa è una democrazia, alla fin fine qua si fa quello che dicono fuori i tedeschi e io non voglio per il mio paese, per i miei giovani che siano l'unico futuro possibile essere camerieri per i turisti tedeschi e un governo che deve chiamare la Merkel per chiedere permesso e per chiedere istruzioni e secondo me la situazione in Italia è abbastanza simile in questo senso. Come giudica il lavoro del nostro primo ministro Matteo Renzi? Lui ha detto parole importanti contro il rigore. Qui vi risparmio la risposta in cui Pablo Iglesias dice Renzi promette ma poi non mantiene, anzi è in completa continuità con la Troica. Però mi interessava far sentire anche che dalla Spagna, da inclinazioni politiche molto diverse rispetto a quelle di Marine Le Pen, rispetto a quelle di Salvini, di Wilders e altri che non ho citato, l'analisi è più o meno la stessa. Stanno però emergendo, e non stanno emergendo a caso, stanno emergendo con risultati elettorali, delle proposte molto diverse tra loro. E quindi la domanda da 1,5 miliardi di euro che vi faccio a linee spalancate adesso e anche dopo la pubblicità: secondo voi si può trovare una sintesi tra tutte queste forze eurocritiche? E se sì, su quali concetti base, su quali punti fermi che possono essere comuni a tutti? Dal momento che fin qui siamo nella fase dell'emersione del dissenso, la prossima fase non può che essere quella di un tentativo di sintesi, con i rischi che in Italia conosciamo bene, quelli ossia di frammentare il dissenso tra destra e sinistra. Bisogna dire che fin qui questo rischio è stato ben interpretato da Marine Le Pen e anche da Matteo Salvini, che si sono complimentati per la vittoria di Tsipras in Grecia. Addirittura Marine Le Pen con Podemos in Spagna si sta ponendo come catalizzatore per una sintesi che vada al di là della destra e della sinistra e metta per primo il ritorno ai stati nazionali. Da questo punto di vista, da questa parte della barricata si può dire questo. Dall'altra bisogna anche sottolineare come dalla parte delle sinistre, sia in Grecia che in Spagna, invece Marine Le Pen e Matteo Salvini sono comunque additati, l'abbiamo fatto sentire nel comizio di Tsipras a Bologna, non proprio come, se non come dei mostri, poco manca. Ecco, da questo punto di vista ci sono delle volontà di convergere che non sono esattamente alla stessa frequenza. Questo è un po' il quadro. Abbiamo forse già qualcuno che vuole tentare la risposta da 1 miliardo di euro, ecco, non c'è bisogno di averla davvero in tasca, però su quali concetti si può fare sintesi tra forze eurocritiche così diverse? Sentiamo il primo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. La ringrazio di essere un Prometeo, un Socrate, un'Iliade, non lo so come potrebbe essere lei collocato in questa storia della Grecia. Io sono rimasto molto meravigliato del coraggio degli ellenici, storia incredibile, in cui hanno detto così: ma noi dobbiamo dare dignità al nostro popolo, alle famiglie più povere gli diamo la corrente gratis. Queste cose devono partire anche da voi. Guardi che io parto dall'estrema destra e sono diventato un vostro discepolo. Pertanto mi interessa adesso il sociale. Io che sono di estrema destra ho fatto un applauso incredibile ai discorsi che hanno fatto loro. Noi dobbiamo dare a queste famiglie italiane, ovviamente, non i ciabattanti, la possibilità di avere una luce in casa. Buonasera. Grazie mille. Quindi partire
per cercare di fare una sintesi di quanto abbiamo sentito da questo ascoltatore, partire dalle emergenze che sono comuni e quindi far leva su queste per poi costruire una qualche sintesi, ecco, portare come prima cosa comune di tutti questi movimenti eurocritici il fatto che tutti coloro che si rivolgono a questi movimenti stanno soffrendo davvero la crisi, non è che hanno letto un libro e allora votano un partito. Pronto? Sì, salve. Come ti chiami? Giacomo, ciao, siamo Giacomo. Dovi Mercati in questo momento. Ciao Giacomo, in questo momento che sei in viaggio? Sì, sono in viaggio, con viva voce. Dimmi pure. Allora, secondo me dalle vostre analisi manca clamorosamente una componente. Quale? La componente si chiama lo Stato. Prima avete detto la Comunità Europea, che secondo me è uno schifo sin dalle sue origini, dai tanto celebrati Spinelli. È un disastro, quindi ci vuole più Unione Europea. No, io non credo che ci voglia più Unione Europea. L'Unione Europea è un super stato centralista, zeppo di burocrati e di parassiti, ma neanche gli stati nazionali hanno fatto un buon lavoro. E io vi faccio osservare che i paesi che sono più in crisi in Europa sono i paesi dove c'è più Stato. E quando si fa questa constatazione, che cosa dice la gente? Cosa dicono i partiti politici italiani, tutti, compresi voi, che siete un partito politico italiano? Beh, noi siamo una radio, comunque si accetto comunque il partito di riferimento. Però insomma siete rappresentativi di una posizione rispettabile, per carità, però dite ci vuole più Stato. No, non ci vuole più Stato, ci vuole molto meno Stato, bisogna polverizzare lo Stato. In Grecia ci sono 10 milioni di abitanti e ci sono 2 milioni e mezzo di dipendenti pubblici. Se voi fate una media di 3 persone a famiglia, vuol dire che 3/4 della Grecia, 7 milioni e mezzo di persone, vivono di Stato. Queste persone, allora i greci possono ripudiare il debito, va benissimo, è molto disonorevole ripudiare un debito, perché tutti gli anni che Dio manda in terra i greci vanno col cappello in mano a chiedere i soldi all'America e poi le sputano in faccia. No, ma lo ripudino pure il debito, però non vengano a dirmi che vogliono ripudiare il debito, cioè non dare indietro i soldi ai risparmiatori europei che hanno investito nei fondi di investimento per la propria pensione, non vogliono ridare indietro questi soldi, però vogliono ancora euro. Da oggi in poi vogliono ancora essere pagati in euro dall'Unione Europea, vogliono che l'Unione Europea triplichi i propri investimenti. C'è una contraddizione in termini, secondo te? D'Europa. Ti ringrazio. Il problema, la Grecia sta all'Europa. Un minuto prima, ti devo proprio salutare perché abbiamo un minuto prima di andare verso la pubblicità. Comunque una telefonata molto bella, secondo me, anche perché ci tiene vivo il dibattito. Mi permetto di fare una chiusa. Uno che Radio Padania non ha mai detto né che ci vuole più Stato né che ci vuole meno Stato. Noi qui cerchiamo, in maniera artigianale come la macelleria del vostro paese, di far vivere un qualche tipo di dibattito, quindi qualche volta lanciamo delle provocazioni, ma verità assolute o opinioni con il timbro, almeno da questa emittente, non le avete. Come Lega Nord, ecco, se vogliamo utilizzare delle semplificazioni giornalistiche, sicuramente non è il partito del più Stato, casomai è stato il partito del meno Stato. E se dico Stato un'altra volta mi tolgono la linea, perché è il momento dello stato d'eccezione che radiofonicamente diventa la pubblicità. Buongiorno, sono Martin Casogiovanni e vorrei un furgone Peugeot. Sì, abbiamo più di 300 versioni e sono tutti robusti e capaci. Lo vedremo. Ragazzi, tutti dentro! Piano però! Peugeot fa squadra con te. Nuovo Boxer fino a